Benvenute ragazze, nuovo video su Amazing Marty Makeup. Iniziamo subito. I colori utilizzati sono questi e stendo subito un primer. Mi aiuto con questi simpatici post-it e li appoggio alla fine dell'occhio per aiutarmi con la forma del mio trucco. Prendo dalla palette che avete visto, Noisette di Neve Cosmetics. E lo sfumo bene. Prendo questo matitone di Deborah che adoro e lo metto nella prima parte dell'occhio e lo sfumo un po' con il dito. E questo è il bellissimo Pioggia Acida. Bello, vero? E poi comincia l'avventura. Prendo un pennello piatto e cerco di metterlo sull'occhio. Bagno leggermente perché l'intensità dell'ombretto non mi piace. E continuo così. Aggiungo un po' di nero nella parte finale dell'occhio. Prima lo tampono con il pennellino piatto. E con il pennello di prima da sfumatura porto tutto sfumando verso il centro dell'occhio. Non mi piace l'intensità e quindi lo prendo direttamente con il dito e vado a picchiettare sempre Pioggia Acida e continuo a sfumare i bordi del trucco. Tolgo via i post-it, qua rompo tutto, se ho qualche fallout errorino lo correggo con un po' di acqua micellare e con questo pennello a scalpello vado a portare il nero leggermente anche nella parte inferiore per dare continuità al tutto. Metto un illuminante e non ricordo, ma credo di aver usato Plastic, sempre di Neve Cosmetics, e metto un crayon nero molto intenso, sempre per accentuare questo look molto forte. Aggiungo un puntino di questo matitone bianco e sopra ci vado a tamponare Pioggia Acida con questo pennellino. Piego le ciglia e faccio una combo di queste due cose, che è Lash Mania di Essence e il False Lashes, che sono delle fibre che vanno applicate tra due strati di mascara, e questo assicura un look sicuramente d'impatto e delle ciglia super panoramiche. Eventuali errori li correggo con i cotton fioc. Vado con il lash extended e rimetto il mascara. Completo le mie sopracciglia con questa matita.
Uso questo pan stick di Max Factor in un colore assolutamente improponibile, ma lo sto declinando come correttore e vedo che funziona. È molto aranciato, quindi vado a usarlo per correggere la discromia delle mie occhiaie. E quando l'ho steso molto bene, vado a dare un po' di luce con il correttore della Kiko e io uso lo 03. E sfumo altrettanto bene. Tampono tutto con la cipria. A proposito, nel viso non ho niente e uso questo blush che è l'Urban Fairy, di cui sono follemente innamorata e mi piace tantissimo, e lo applico. Poi la videocamera mi molla e io vi saluto. Un bacione!